Creare lavoro significa dare nuovi stipendi e soprattutto dover pagare Trovare delle le risorse. pensioni. Quindi la domanda, lei l'ha capito benissimo, è: dove trovate le risorse per fare questa mezza rivoluzione? Benissimo, le risorse ci sono. Innanzitutto le andiamo a prendere bloccando le famose pensioni d'oro, gli stipendi dei super manager. Guardate, lo stipendio del super manager, il problema non è solo lo stipendio del super manager, ma è anche che il super manager, quando finisce di fare il super manager di Stato e non se lo ricorda più nessuno, avrà anche una super pensione. E allora va bloccata. Noi riteniamo che situazioni come quella di Moretti, che dice che vuole andare via perché non lo pagano 800.000 euro, noi pensiamo che ci debba essere un tetto massimo agli stipendi e alle pensioni d'oro e il parametro massimo sia quello del Presidente della Repubblica. Credo che se ci sopravvive il Presidente della Repubblica con 250.000 euro ci può anche sopravvivere un manager di Stato. Poi se non gli conviene se ne vada a fare il manager privato, se lo pagano di più, però non credo sia tollerabile in una situazione che vive il nostro Paese vedere questo. Noi dell'Italia dei Valori, da questo punto di vista, ogni giorno comunicheremo al Paese una situazione stipendiale di un manager di Stato con un super stipendio e diremo anche che lavoro fa. Poi saranno i cittadini a dover stabilire se è tollerabile che ci siano cose in questo Paese dove i più poveri stringono la cinghia e quelli che hanno di più